Tra qualche istante parleremo insieme a Sara Trevisan. La sto provando a invitare in questa diretta. Buonasera a tutti, ciao. Vi ringrazio innanzitutto di essere venuti. Abbiamo pensato che cosa dire in questa diretta e la mia proposta è stata partire proprio dalla domanda: che cosa facciamo qui? Il libro che Sara pubblicherà insieme ad Argento Dorato Editore e che ho la fortuna di- di editare, ho la fortuna di collaborare con lei per la nascita di questa raccolta di racconti, saranno dei racconti, ancora non esiste, ma che cosa c'è al posto di questo libro? C'è tutto il lavoro che ci sta impegnando in queste settimane, che saranno mesi. eh, C'è tutto dietro le quinte che ogni libro possiede e che è così difficile da vedere al di fuori, insomma, per chi non c'è passato. Questo lavoro si chiama editing. Ehm, che anzitutto è un incontro, secondo me. Io un po' lo definisco in questo modo, perché negli editing che ho fatto, una delle cose di cui mi sono accorto è che non si può iniziare un editing già sapendo cosa si fa in un editing. Come non si può sapere, già conoscere una persona che si incontra per la prima volta. Ogni testo ha dei bisogni diversi, ogni testo respira in un modo diverso, ogni testo eh, ha bisogno di essere curato, accudito, covato in un modo diverso da altri testi. Mi ha Ehm, dato uno spunto di riflessione. dimmi, dici. Dici. Allora, prima di tutto, l'editing si basa sulla comunicazione tra me e te, quindi tra l'autore Mhm. e l'editor, e si basa quindi sulla fiducia. Tu sai quanto è stato difficile entrare in sintonia, non perché non siamo in grado di farlo, anzi adesso io e te siamo Certo, pappa e ciccia, cioè una roba incredibile, ma perché all'inizio abbiamo dovuto un attimo superare la diffidenza. Nel certo, senso che io ti ho affidato la mia creatura, o quella che sarà la creatura, con ovviamente tutte le preoccupazioni quasi di una madre che affida il figlio, nelle mani di qualcuno che all'inizio è un estraneo, no? Per quanto tu conosca e abbia già letto Nuda Errante, quindi già magari mi conosci un po' come autrice, come scrivo, un po' come penso, però comunque io ti ho messo nelle mani la mia creatura, sapendo che l'avresti in qualche modo cambiata, influenzata. E quindi all'inizio abbiamo dovuto squarciare un po' questo velo di diffidenza, che da parte mia era anche secondo me un po' tanto spesso, questo certo. alone, e una volta superato il lavoro è diventato bellissimo, già lo era prima, però cioè io e te quando facciamo editing in un'ora 45 minuti li dedichiamo a svarioni filosofici mostruosi e un quarto d'ora all'editing vero e proprio. Ecco, e quindi è bellissimo questo rapporto di fiducia che si deve instaurare tra me e te, tra autore, no, ed editor, perché in questo modo il lavoro poi sarà veramente fervido, creativo, bello, orgoglioso, proficuo, mettiamoci tutti gli aggettivi sinonimi che vuoi. Ecco, e Eh, basta, mi era già venuta in mente questa cosa. Due cose. Tu hai parlato di un 45 minuti di svarioni e un quarto d'ora di editing. In realtà io penso che sia un'ora intera di editing, perché l'editing è fatto del 75% di qualcosa che non si chiama editing e del restante 25% di qualcosa che propriamente è mettersi lì, capire perché quella virgola non può essere sostituita da un due punti, perché magari lì ci va un trattino medio, ma tutto il resto è il motivo per cui quella virgola sta lì, il motivo per cui c'è quel due punti, il motivo per cui soprattutto un aggettivo riesce a parlare di noi, perché una parola piuttosto che un'altra riesce a infilarsi
dentro il nostro cuore, potrei usare questa parola, e cambiarlo. E non è qualcosa che si può fare, questo 75%, parlando soltanto di punteggiatura o parlando soltanto di sintassi. Qualcosa che la sintassi sa comunicare, ma la lingua con cui che noi possiamo usare per raggiungere questa cosa è la lingua dell'umanità, è la lingua del parlare della propria vita e attraverso la propria vita riuscire ad arrivare poi, soltanto poi, a cambiare quei due punti, a cambiare quella virgola. La seconda cosa che volevo dire, che naturalmente adesso non mi ricordo, sì, ecco, la tua diffidenza, che penso sia una diffidenza naturale, nel momento in cui si ha a che fare con un testo vero, non nel senso di verità trattino realtà, che può essere, ma di una verità che ci appartiene profondamente e che solo la scrittura, intesa come il vero lavoro che ci conduce a una conoscenza di noi stessi e del mondo, ehm, che solo un tipo di scrittura di questo genere può creare. Quindi è normale avere difficoltà a consegnare tutto questo valigione denso, fitto, doloroso a qualcuno. E, e quindi sono contento di avere questo valigione, insomma, di condividerlo insieme a te. La fortuna di questo libro, di questa raccolta di racconti, è, secondo me, il fatto che sia una raccolta che tu, a noi di Argento Dorato, l'hai portata in una fase adolescenziale. Non è un libro che tu ci hai consegnato e che era già compiuto. Ed è una cosa straordinaria questa, perché abbiamo la possibilità di guidarlo verso se stesso, di guidarlo verso ciò che realmente è. Perché forse l'editing è veramente questo, forse. Molti scrittori, molti autori hanno paura, una fitta paura, lo leggo a volte, dell'editor. Che l'editor cambi, che l'editor influenzi, che l'editor si metta lì a scrivere lui il libro e che non sia più l'autrice o l'autore, l'autor, colui che detiene l'autorità e l'autorevolezza dell'opera, ma l'editor è rivelare ciò che la parola in realtà vuole essere, ma magari non riesce ancora ad essere. Ed è una cosa proprio dell'adolescenza, insomma, accompagnare verso il mondo dei grandi, il mondo degli adulti, questa parola ancora così frizzante, ancora così butterata dall'acne ancora. Ancora questa parola che ha così tanta potenzialità, ma non sa cosa fare. Ok? Vuoi dirci qualcosa prima che andiamo a leggere qualcosa, Sara? Non lo so. Allora, questa raccolta prende veramente tantissimi racconti. Il pezzo più antico risale alla quarta elementare, vi dico solo questo. Questo non significa che sia necessariamente più brutto, anzi, secondo me è molto bello. Però appunto parliamo di testi che attraversano i miei ultimi 25 anni, sono quindi nati e cresciuti in veramente contesti estremamente diversi, per esigenze estremamente diverse, eh, racconti che non pensavano che un giorno avrebbero avuto un pubblico, quindi sono estremamente intimisti e più ermetici, altri racconti, gli ultimi, che invece presuppongono probabilmente un pubblico e quindi registri diversi, parole diverse. E il titolo che io ho pensato e che sicuramente verrà cambiato, ma chi se ne frega, il titolo è Incubi e mostri. Quindi un titolo è un programma, sappiate, preparatevi psicologicamente a quello che state per affrontare. Un titolo abbastanza Eh, eloquente. Ma infatti la difficoltà, una delle difficoltà
che ci troviamo a guardare negli occhi lavorando a questa raccolta è come dicevi tu, la grande varietà, la grande eterogeneità dello stile innanzitutto. Perché, cavolo, è normale che anche soltanto 2 anni fa uno aveva un contatto diverso con la parola, un tipo di frequentazione diverso con la parola e magari preferiva i puntini di sospensione ai 2 punti, ok? O preferiva, magari 10 anni fa, uno preferiva perdersi in parole molto grandi, poco aderenti, che davano un sapore romanticheggiante, un romanticheggiume, insomma, che magari adesso io sottolineerei in rosso e proporrei di cambiare, ma è normale, cavolo, è normale, è normale. La scrittura è questo che rende la scrittura qualcosa di vivo, altrimenti sarebbe una cosa morta, scolpita e messa in una teca. Ho qui davanti un file, che è il file che noi abbiamo condiviso, in cui ci sono tutti i testi e tutti i miei commenti a lato, tutti i commenti di Sara a lato, che adesso tolgo immediatamente perché è qualcosa di totalmente riservato. Ecco, ad esempio, c'è una poesia che noi non sappiamo ancora essere poesia o meno, insomma, dobbiamo decidere, in cui nel 2010, parliamo di, era marzo 2010, quindi sono quasi 13 anni fa, tu dicevi dolce e cara anima mia, anche questa sera mi rammento del giorno in cui lascerò la mia madre terra. Ahi, quale triste pensiero mi prende. Allora, la difficoltà qui è, vogliamo dare, vogliamo rispettare il testo anche in maniera filologica e mantenere questo stile e quindi dare credito a una sorta di storia, di scrittura di Sara e quindi mostrare anche in maniera, potremmo dire, diaristica l'evoluzione di tutto questo in maniera genetica, direbbero i filologi, o vogliamo creare un'opera più compatta? Questa è un po' la difficoltà, perché qui, dolce e cara anima mia, anche questa sera mi rammento del giorno in cui lascerò la mia madre terra, ai quale triste pensiero mi prende. Noi dobbiamo, il lavoro difficile è prendere lo scopettino, prendere la spugnetta e grattare via questa roba, che è la roba del 2010, questa patina dolciastra, zuccherina, e vedere che cosa c'è sotto. Perché tu nel 2010, quando scrivevi "Ai, quale triste pensiero mi prende", non era "Ai, quale triste pensiero mi prende", recitato molto male, era qualcosa di vero. Era qualcosa che in quel momento ti faceva morire da questo dolore, da questa sofferenza. Io non sono sicuro, perché altrimenti non sarebbe qui questo testo. Il lavoro quindi, ed è una cosa che io propongo a Sara da qualche tempo, la proposta di lavoro è di tornare lì sotto, tornare a quale triste pensiero mi prende, capire il motivo di questa frase, capire il motivo di questo ai, che adesso sembra così teatrale, così palcoscenicume, dicevamo prima, e capirne le ragioni e con la Sara di adesso, con la scrittura, con la penna di adesso, che è sicuramente una penna magari è sicuramente più cresciuta, ecco, a cui le braghe della Sara del 2010 non stanno più, perché è una Sara cresciuta, il numero di scarpe è aumentato, prendere la penna di questa Sara di adesso, ritornare lì sotto e tornare a scrivere. Approcciando quei testi con grande rispetto, senza violentarli, perché alle volte viene quasi normale approcciare i vecchi testi di una volta con una sorta di reverenza, di timore reverenziale, come se non si potessero toccare perché altrimenti si plagiano, altrimenti si violentano, non si porta rispetto a quella persona che li scrisse tempo fa, ma in realtà si tratta di vivificarli nuovamente, di riviverli e di vivificarli, proprio perché
possano essere attuali di oggi, possano essere fruibili per gli altri, per noi stessi, perché davvero non è un qualcosa di lontano, come da mettere lasciare nella teca, no? Come un ricordo lontano, ma è un qualcosa che ci deve appartenere anche nel presente. Ed è un bellissimo lavoro anche per noi, davvero come autore, che si reimmerge in un qualcosa che se no rischiava veramente di diventare distaccato, lontano. C'è stato un grande autore italiano che si chiama Giuseppe Pontigia, che disse l'importante è che funzioni sulla pagina. E tu dici bene quando, quando ricordi il fatto che cambiare un testo del passato non significa sputare in faccia a chi l'ha scritto, ma portare un maggiore rispetto per la pagina, portare un maggiore rispetto per la resa sulla pagina e quindi di conseguenza anche un rispetto per chi nel 2010 l'ha scritto e ha avuto le ragioni per scriverlo, perché le ragioni ci sono state e bisogna far pace con questa cosa, bisogna esserne consapevoli e Saro lo è benissimo, altrimenti non sarebbe qui a lavorarci, ma lo metterebbe dentro a una teca. Io proporrei di leggere qualcosa. Povero uomo, povero Dio. Povero. Pagina 35. Arrivo, eh. Mhm. Facendo la ricerca CTRL F ho già visto che ci sono delle ripetizioni povero uomo, povero uomo, povero uomo dentro il testo che poi avremo modo di riparare. Ti Lo leggo io? ascoltiamo. Ok, Mhm. allora, povero uomo, povero Dio, del 2020. Mi sembra di poterlo vedere di fronte a me. È solo, come sempre. Quello che sente lui, lo sente solo lui. Quello che prova lui, lo prova solo lui. È la sua condanna. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe andata così, poiché era convinto fin nelle più intime corde di essere nato per salvare l'uomo peccatore. Sua madre gliel'aveva ripetuto fin da bambino: salverai il mondo, gli uomini ti seguiranno, sarai il loro salvatore dal male. E lui ci aveva creduto fermamente. Come avrebbe potuto essere diverso? Se a dirlo è la mamma, deve essere per forza vero. Era cresciuto così, aggrappato a questa speranza collettiva, convinto di poter fare la differenza. E la differenza poteva farla sul serio, non come Dio, ma come uomo. Come uomo aveva compreso davvero la sua natura, per questo motivo era speciale esattamente come gli aveva insegnato la madre. Scoprendosi uomo, scoprendo la verità del suo essere, aveva compiuto un atto degno di un Dio. Tu salverai l'uomo, gli ripetevano da sempre, e lui aveva accolto come sua quella missione. Per questo motivo, un giorno, afferrato il coraggio a quattro mani, aveva effettivamente iniziato a parlare agli uomini, quegli uomini che avrebbe dovuto salvare. Mi sembra di poterlo vedere di fronte a me. La sua vista mi provoca una pena infinita. Lo ammiro sulla sponda solitaria del Giordano, coi piedi scalzi ad accarezzare la tenue superficie dell'onda, che sovente lambisce la sabbia, con discrezione e pacatezza. I suoi piedi sono forti, saldamente poggiati a terra, perché hanno ben presente da dove vengono e su cosa si innalzano e chi sostengono. Padre mio, pensavo di essere venuto per loro, ma non mi vogliono. Vogliono la libertà, ma non ne accettano la responsabilità. Vogliono un corpo, ma gli infliggono sofferenza. Vogliono uno spirito, ma lo insozzano col morbo della menzogna. Vogliono degli amici, ma li tradiscono appena possibile. Vogliono un posto nella creazione, ma come mi volto la distruggono. Padre mio, sono stato ingannato come tutti. Ho creduto di poterli salvare, quando loro avrebbero potuto farlo da sé. E come si può salvare qualcuno che non vuole farlo in prima persona? Che impresa folle la mia, e priva di gloria o di successo. Come potrebbe essere diverso? Gli uomini avrebbero già tutte le risorse dentro di sé per essere liberi, la strada è chiara davanti a loro, ma non vogliono percorrerla,
non vogliono cambiare, non ce la fanno. Mi sembra di poterlo vedere di fronte a me, con la rassegnazione dipinta nei suoi bellissimi occhi neri, gli occhi di chi aveva sognato un futuro divenuto irrealizzabile. Chissà che cosa ha provato nel momento in cui ha compreso che l'uomo non lo avrebbe seguito, non lo avrebbe capito. Chissà quanta solitudine lo ha invaso nel momento in cui ha realizzato che nessuno avrebbe toccato le profondità della sua consapevolezza. Il ladro rimarrà un ladro anche dopo la sua morte, l'assassino rimarrà un assassino anche dopo la sua morte, il vigliacco continuerà a tradire gli amici anche dopo la sua morte. Povero uomo, povero Dio, chi sei venuto a salvare? Ecco. Cos'hai da dire? Che a me la figura del Cristo è molto cara. Per chi non ha letto questo libro, ovvero tutti, c'è una sezione dedicata, potremmo dire, alla cristianità, potremmo dire sì, alla cristianità, vista riflessa nello specchietto dell'umanità. E, e questa è è uno dei racconti che innervano questa sezione. Qual è il motivo di questo racconto? Com'è che è nato? Tu te lo ricordi? È del 2020, 23 settembre del 20, mercoledì. Sì, me lo ricordo bene. La solitudine, una delle mie grandi compagne, ma non è una solitudine sofferta, è quella solitudine che provi quando ti rendi conto di aver capito, di aver sentito determinate cose alle quali gli altri fanno veramente fatica ad arrivare. È la consapevolezza di provare delle cose, delle emozioni con le quali gli altri non riescono a risuonare, diciamolo in questi termini, perché appunto c'è una comprensione razionale, che è quella che hanno tutti, e c'è una comprensione emotiva, c'è un vibrare emozionale, emotivo, che è veramente difficile da trovare con gli altri, Certo. e che è ciò che alimenta poi che ti aiuta a far vibrare così tanto poi le opere d'arte. Ed è un qualcosa che secondo me poi sperimentiamo molto spesso, soprattutto ai giorni nostri, perché siamo delle grandi solitudini interconnesse. E io lo sperimento continuamente, ed è una questione che va al di là della comunicabilità, nel senso che io penso di essere una persona brava o capace di comunicare con gli altri, nonostante questo trovo molta difficoltà a vibrare Mhm. emotivamente con gli altri, perché e io ho sempre rivisto un po' tutto questo nella figura del Cristo, perché lui, almeno a livello letterario, poi alzo le mani di fronte a quello che è stato realmente, però a livello letterario io ho sempre visto il Cristo come un grandissimo incompreso dalla gente del suo tempo, ed è la metafora del Salvatore che non riesce a essere compreso da chi gli sta intorno. Quindi io ho immaginato la solitudine che ha potuto provare quando si è reso conto di non poter salvare effettivamente le persone che gli stavano intorno, perché avrebbero potuto farlo da sole. Ognuno di noi dentro di sé ha le risorse per potersi salvare da solo. Mi sembra veramente un buon racconto questo, Sara. Mi sembra veramente un buon racconto. E, e sono sicuro che ci darà molto, ecco. Allora, io direi, visto che siamo già a 50 minuti di diretta e visto che i tempi instagrammabili sono già passati, secondo me, perché i pochi superstiti che sono insieme a noi da 50 minuti, noi li ringraziamo per, per essersi appassionati insieme a noi
di questo lavoro che è l'editing, di questo incontro che è l'editing, che poi è un incontro umano. Io sono sicuro, è ovvio che sia così, che un editor e un autore debbano anzitutto come strumenti nella propria cassetta, avere nel, nel miglior modo possibile la capacità di gestire la sintassi, la capacità di conoscere la conoscenza della punteggiatura, insomma, del fatto che un passatore moto difficilmente convive nella frase con un presente indicativo, insomma, dipende sempre, però sono sicuro che nella cassetta degli attrezzi di ogni editor e di ogni autore debbano essere presenti queste nozioni. La capacità di sviluppare dei personaggi, nel caso di un romanzo, la conoscenza delle norme citazionali per la saggistica, insomma, ma questi sono soltanto dei pioli che ci permettono di salire o di scendere, io preferisco lo scendere, verso il lavoro che veramente bisogna fare, ovvero parlarsi, ovvero capire i motivi di tutto questo e in questo modo arrivare veramente dove il testo voleva arrivare, e riportarlo alla sua verità. C'è qualcosa che vuoi dire, Sara? Prima che questa diretta si autodistruggerà? Che il lavoro di editing non va assolutamente osteggiato o visto come problematico, come secondo me invece è normale che succeda, o perlomeno frequente. In realtà è un grandissimo percorso di crescita per l'autore stesso E per e, l'editor, tra sì, e parentesi. tu mi stai educando, nel senso che io personalmente sono molto pigra, sono estremamente sintetica quando scrivo, racchiudo, in una parola racchiudo veramente mille significati perché non ho voglia di riportarli tutti o anche soltanto una parte sulla carta, proprio non ho voglia, sono pigra. Quindi è veramente molto bello, per esempio, quando tu hai la pazienza e la precisione chirurgica di fermarti su ogni parola, sapendo la cura che io ho messo a sceglierle e dicendomi, Sara, però qua più precisione. Guarda, quando me lo scrivi, ovviamente dentro di me sorrido tantissimo, più precisione, certo, perché tu sai che da quella parola io posso ricavare tanto di più ed è bello se questo tanto di più arriva agli altri. Quindi l'editor è un qualcuno che è un maestro anche, che ti aiuta a esprimerti meglio, ti aiuta a tirar fuori il meglio che tu come autore puoi cavare da te stesso sicuramente. E quindi se posso dare un consiglio a tutti coloro che si metteranno in mano a un editor, caspita, fatelo, ma con veramente una buona disposizione, perché se l'editor è bravo, è professionale e sa quello che fa, eh, dà veramente la possibilità al testo a tirar fuori il meglio. Veramente. Basta, punto. Grazie, Sara. Grazie. Detto questo, allora possiamo ringraziare chi ci ha ascoltati, chi ci ha seguito, chi ha partecipato a questa diretta, che sarà la prima di altre dirette che stiamo programmando di fare. Adesso piano piano usciranno anche le date perché ci piace farvi vedere che cosa c'è dietro a un libro, cosa c'è dietro alle 100-200 pagine stampate in cartaceo o acquistate in un ebook, perché noi abbiamo anche l'ebook, tra parentesi, finita la promozione. Che cosa c'è dietro? Che molto spesso sembra così misterioso, così semplicemente ignoto. Quindi ci rivediamo presto per un altro appuntamento. Buona serata a tutti. Grazie mille a tutti e grazie a te, Giulio. Grazie Sara, grazie di essere stata con noi.